La rassegna stampa. Long ago, he was big and strong, in his eyes a flaming glow. Most people look at him with terror and fear, but to Moscow chicks, he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher women would desire. Rah, Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Rah, Rasputin, Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried on. But when his drinking and lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. His enemies, but the ladies begged, don't you try to do it big. Now this Rasputin had lots of hidden charms, so he was a brute, they just fell into his arms. Then one night some men of higher standing set a trap, they're not to blame. Come to visit us, they kept demanding, and he really came. Rasputin, lover of the Russian queen. They put some poison into his wine. Rasputin, Russia's greatest love machine. He drank it all and said, I'll be fine. Rasputin, lover of the Russian queen. They didn't quit, they wanted his head. Rasputin, Russia's greatest love machine. And so they shot him till he was dead. Oh, those Russians. Oh, those Russians, oh, quei russi, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno sulle note di Boneyem, Rasputin, 1978, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, mercoledì 20 di agosto dell'anno del Signore 2025, cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, soprattutto in estate, perché c'è più bisogno di sangue in estate. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, l'Onda Libera di Giulio Cainarca, che tornerà oggi alle 10:35, implacabile come non mai. Ci sarò anche io con la supposta e che Dio ce la mandi buona. La rassegna stampa di Semivarin, che io sto supplendo fino al 29 di agosto, videopillole e molte altre belle cosine ancora.
Le coordinate alle quali noi, è vero, incrociamo con i nostri potenti mezzi, 340-670-9659, se avete voglia di mandarci le vostre zap o WhatsApp che dir vogliansi, oppure, se volete, quando lo dirò io, 0292947222 per il telefono. Oggi è mercoledì, con noi ci sarà il sottosegretario Alessandro Morelli alle 9 per l'Italia da fare, anche perché per l'Italia da fare le polemiche oggi non mancano sul tema appunto del NITAG e il ruolo del ministro Schillaci. Matteo Salvini, come sapete, tra poco lo vedremo sui giornali, ha detto c'è qualcosa che non va al ministero, ha dato questo pungolo al ministro, però la Meloni per adesso gli ha detto resta dove sei, non te ne andare, non ci lasciare, per cui per il momento niente accade. Ma c'è un'intervista a uno di questi medici indicati come brutti, sporchi e cattivi sulla stampa, dove invece molto semplicemente lui prende e dice io mi pigliano per Novax solo perché avevo i miei dubbi sull'obbligo vaccinale. Comunque adesso vediamo che cosa c'è sui giornali. Cominciamo prima di tutto con le agenzie, l'ANSA, Medio Oriente, la denuncia di Hamas, quasi 19.000 bambini uccisi da Israele, secondo il governo di Gaza sarebbe il numero delle piccole vittime dall'inizio del conflitto. La guerra in Ucraina, Putin propone Mosca per il vertice, no di Zelensky. È stato arrestato il figlio della principessa norvegese accusato di 4 stupri. L'allarme, muore a 62 anni, è la seconda vittima di botulino in Sardegna. Il caso sui social, foto intime delle mogli. Pagina Facebook denunciata, un'associazione contro il gruppo con 32.000 iscritti e misoginia. L'impresa in Svezia, una chiesa viene spostata intera per 5 chilometri, impresa senza precedenti per sviluppare una miniera di ferro. Salute. Andiamo a vedere il DN Kronos, Gaza, Hamas denuncia, uccisi quasi 19.000 bambini dal 7 di ottobre e uno si trova. Ecco, Katz approva piano occupazione, secondo quanto riporta la TV satellitare Al Jazeera, sono oltre 62.000 i palestinesi morti dall'avvio delle operazioni militari israeliane, richiamati 60.000 riservisti per la nuova offensiva. Ancora Putin-Zelensky, Casa Bianca prepara l'incontro, media per il trilaterale, si pensa a Budapest. Pippo Baudo, oggi il ritorno a casa a Militello per l'ultimo abbraccio. Maltempo nell'Ennese, 2 auto nel torrente Crisa, si cerca un disperso. Loreggia, trovati Loreggia, quindicenne in bici, muore travolto da auto sulle strisce. Il ragazzo originario di Trebale Seghe è stato investito da un 32enne di Piombino Dese che ha detto di non essersi accorto di nulla. Botulino, seconda vittima in Sardegna. Valeria Sollai, anche lei aveva mangiato guacamole a Fiesta Latina. Morta bimba di 6 anni, sbarcata a Lampedusa, aveva viaggiato per giorni senza acqua e cibo. Andiamo a vedere anche la BBC, che cosa succede nel mondo. Il Cremlino, diciamo così, il Cremlino mette da parte i colloqui con Zelensky, mentre Trump avvisa del fatto che Putin probabilmente non voglia fare un accordo. Il presidente americano ha ammesso che la guerra in Ucraina è davvero difficile da concludere dopo alcuni giorni di colloqui ad alti livelli, per cui Trump si prepara a gettare la spugna, a quanto pare di capire. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Abbiamo anche il Quotidiano di Sicilia quest'oggi tra i quotidiani economici insieme con Italia Oggi, e vediamo adesso le prime pagine dei quotidiani che troviamo stamattina in edicola. Cominciamo con Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Il Fatto, eccolo qui, il Fatto, dal Consiglio UE l'ok alla proposta italiana sulla difesa di Kiev, il Papa per la pace c'è speranza. Il tavolo che scotta, dopo gli incontri alla Casa Bianca parte subito in salita il confronto sulla sede del vertice tra Zelensky e Putin, che provoca proponendo Mosca. Le ipotesi di Ginevra o Budapest. Fotonotizia centropagina, il guardia marina Louis Prevost in servizio su mezzanfibio quando il papà di Leone XIV sbarcò in Normandia. Le carceri, mancano le REMS, residenze specializzate, detenuti, nuove SOS per i disagi psichici.
Gli anziani nel mirino, call center finti, messaggi civetta, truffati in 900.000. E poi ancora la commissione revocata, Schillaci sui vaccini, l'attacco di Salvini. Andiamo a vedere, a proposito, la creanza prima di tutto. Buon lavoro al nostro Francesco che in regia mi permette di arrivare alle vostre orecchie e ai vostri occhi sui canali video della radio. Il Corriere della Sera, eccoci qua, mitico Corrierone, la Casa Bianca valuta il supporto in cielo, esclude l'invio di forze di pace. Il leader ucraino rifiuta un bilaterale in Russia, aerei USA per Kiev, no alle truppe. Vertice Trump, Putin, Zelensky, l'idea di Budapest, Meloni è andata meglio di quanto previsto. L'ex ministro tedesco Joschka Fischer parla dell'Europa e lo ammette, inutili i nostri sforzi, non siamo una potenza. Era ora che qualcuno lo dicesse. Fronte diplomatico, confini, armi, protezioni, punti critici della trattativa. Il luogo degli incontri, Marco Imarisio, Mosca provoca per prendere ancora tempo, di spalla il campione e il malore, Sinner, l'ipotesi di un virus, ma tra 2 giorni torno al lavoro. Ancora di spalla Vaccini, la lite sulla commissione, caso Schillaci, Salvini l'attacca, lui, io non lascio. Dopo i 2 decessi di Olbia e Genova, Taser, muro di Piantedosi, è uno strumento necessario. Fotonotizie a centropagina, Norvegia, lo scandalo che scuote la Casa Reale, il figlio della principessa sotto accusa per stupro, ne scrive la brava Enrica Roddolo, uno scandalo sessuale sconvolge la Norvegia, Marius Borg Hoiby, 28 anni, figlio della principessa Mette-Marit accusato di stupro, se sarà dichiarato colpevole rischia anche 10 anni di carcere. Il procuratore generale ha garantito che Marius non avrà trattamenti di favore. Calissano, ecco chi tradì mio fratello, l'attore, la cocaina, il crollo, venne emarginato, scelse di morire con i farmaci. E poi Crepaldi e i ragazzi rinchiusi in casa, gli hikikomori d'Italia, ora sono 200.000. Gli hikikomori sono quelli che si seppelliscono vivi davanti a un computer e scelgono di non avere più alcuna vita sociale, men che meno andare a lavorare. Questo per chi avesse qualche dubbio sul significato di tale parola. Il Fatto Quotidiano, eccoci qua, USA, Russia, Ucraina, trilaterale, Putin propone Mosca, Trump punta a Budapest, i 3 pronti al summit, l'UE pronta a pagare. Niente truppe a Kiev, Donald molla all'Europa la sicurezza ucraina, armi americane per 100 miliardi. L'esperto di Russia, l'UE non usi Callas, Galeotti, finestra propizia, l'intesa va chiusa ora che conviene anche a Putin. Ennesimo rifiuto all'intesa con Hamas, Netanyahu respinge la tregua per Gaza e insulta Macron, aiuta gli antisemiti. Il Giornale, eccoci qua, l'apertura, negoziati sull'Ucraina, difesa aerea per Kiev, ma Putin già provoca, Trump non manderà soldati, si tratta con l'Europa, lo zar, vertice a Mosca. Tensione sulla salute, Salvini e Fratelli d'Italia contro Schillaci, il ministro scricchiola, il pasticcio sui vaccini diventa un caso in maggioranza, pressing per le dimissioni. Abbiamo ancora questo box, truppe dei paesi volenterosi, sul terreno decisiva la forza di deterrenza che il Cremlino rifiuta, l'analisi di Augusto Minzolini sull'Ucraina, pagina 5, l'ultima crociata dell'ideologo MAGA, soldi a chi lascia il giornale woke, Christopher Rufo contro il New Yorker, la sicurezza, Piantedosi difende il Taser, è uno strumento irrinunciabile, e poi abbiamo Renzo Olivieri, presidente dell'Associazione Allenatori Italiani, appello al boicottaggio, sospendere Israele dal calcio, ci mancavano solo gli allenatori. Sono 30 anni che sento parlare del fatto che la politica non debba entrare negli stadi, poi alla fine ci troviamo pure gli allenatori di pallone che si mettono a fare politica. All right. Il Tempo, eccoci qua, in Salah. È bello sto titolo. Scusate, ma questo va assaporato. In Salah, la campagna elettorale del sindaco di Milano con gli islamici filo Hamas, da Misiani a strada, caccia i voti nel centro gestito dal suocero di Ijasi, e ora a difendere Di Battista scende in campo l'imam espulso dall'Italia. A proposito, lo dichiaro pubblicamente, solidarietà e affetto ad Anna Cisint per l'immondo episodio di cui è stata protagonista ieri a Monfalcone, quando un pakistano ha ben pensato di minacciarla di morte dicendole che le taglierà la gola. Non mi pare di aver sentito molte femministe, woke, transfemministe
Transaxol, quello che volete voi dire, cara Anna, siamo con te. Così, lo dico incidentalmente. Torniamo a noi. Sempre sul Tempo, sanità e polemiche, Schillaci traballa, Salvini lo boccia, Roy De Vita sui Novax sbagliate, la scienza deve coltivare il dubbio. Schlein nel nodo Toscana, Conte commissaria Gianni, sì al reddito, no ai cantieri. Le reazioni al summit negli USA, Occidente unito per la pace, valanga di sì al piano Meloni, solo per la sinistra il vertice è un flop. La capitale del mattone, a Roma gli affitti sempre più cari, il comune pensa a dare le case ai Rom. Le ferie del Papa, Leone XIV a Castel Gandolfo, arriva la pizza Sua Santità. E poi il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, Sinner dopo il malore punta agli US Open, 2 giorni di riposo, poi sarò pronto. C'è Alcaraz che si china su Sinner e gli pone questa domanda: ma che te sei mangiata a pranzo? Risposta: ma che me son mangiato? Una cazzata. È il solito capriolo che ha fonduta. Maledetto, non ingrassa, date una medaglia a quest'uomo, ma pure a Sinner, perché se si mangia il capriolo con la fonduta, vabbè, sì, è una gag, quello che volete, però lui, a differenza mia, non ingrassa. La Repubblica, Putin-Zelensky si tratta, vertice i russi propongono Mosca, la Casa Bianca sonda Budapest, Macron sia a Ginevra, Trump, no truppe USA in Ucraina, solo copertura aerea, i leader UE pronti a inviare soldati. Crosetto, c'è questa intervista su Repubblica, dall'Italia una soluzione che integra quella dei volenterosi. Salvini attacca Schillaci, il ministero così non va. E ancora evasioni e suicidi, Gratteri, le carceri nelle mani dei boss. Gratteri lancia l'allarme, poi vedremo più avanti nel corso della rassegna che cosa dice. E poi c'è un benemerito senza volto, il pittore misterioso che di notte cancella i graffiti di Brescia. Veramente complimenti, perché in mezzo a tanti che non fanno altro che sporcare, almeno ogni tanto c'è qualcuno che pulisce. La Stampa, Trump, protezione al cielo ma non daremo i nostri soldati, Meloni pronta ad annullare il viaggio in Asia, Putin ora solo io e Zelensky. Lo zar rilancia faccia a faccia con Mosca, Kiev in Russia no, l'Europa ecco come garantiremo la pace. Svenimenti, malori, stress, atleti costretti a gareggiare in condizioni estreme, lo sport si squaglia. La Verità, il capogruppo di Fratelli d'Italia all'attacco, altre mail dei lettori furiosi, anche Salvini e Lollobrigida adesso scaricano Schillaci. Duro il vice premier, al Ministero della Salute c'è qualcosa che non va. Il titolare dell'agricoltura, che pure aveva suggerito l'ex rettore di Tor Vergata al governo, organismi plurali servono a contenere idee differenti. Di spalla Mario Giordano, grande Mario, indagati per il taser, ma allora ditelo che volete abolire le forze dell'ordine. Fotonotizia a centropagina, Francesco Borgonovo, cara Ronzulli, il metodo scientifico è l'opposto di quel che pensa lei. Trump divide i volenterosi a Fossa e Rearm, Macron insiste per mandare truppe, Starmer vuol coinvolgere gli USA che non ci pensano, altri preferiscono l'articolo 5 proposto dal premier italiano, intanto l'UE si prepara a sganciare 100 miliardi di armi per Kiev. E Carlo Cambi, da par suo commenta, questione di priorità, idea della Meloni diventa centrale, ma la sinistra rosica sul fuori onda. E poi appunto l'europarlamentare nel mirino per la sua lotta alle moschee abusive, minacce islamiche alla Cisint, ti taglio la gola, pagina 15. Libero, compagni disperati rosicano pure per la pace. Pur di non ammettere che l'incontro americano è andato bene, la sinistra dice che non è successo niente, accusa la Meloni per un fuorionta, è contro la stampa e la democrazia. Ancora le immagini della Casa Bianca che non si sono viste, guardate questa foto a centropagina, Trump avanti con la sua cravattazza rossa, però per bon ton non si porta più in basso della fibbia dei pantaloni, solo che lui c'ha sta mania. E dietro di lui, con questa vaporosa pettinatura, elegantissima e disinvolta, Giorgia Meloni. Dietro le quinte del vertice di Washington, accanto c'è Macron che pare uno che sta andando in gita, dietro c'è Merz che probabilmente sta raccontando una barzelletta a qualcuno perché ha la faccia divertita. E insomma, e poi sul lato destro della foto, seduto con questa cravatta, ne ho una uguale tra l'altro, con la camicia celeste, c'è il ritratto di James Earl Carter il primo,
ovvero Jimmy Carter, pace all'anima sua, il vecchio Jimmy. L'ultima crociata dell'opposizione, Piantedosi tira dritto, attaccano il taser per disarmare la polizia. Beh, questa è roba vecchia, già negli anni 70 volevano la polizia disarmata alle manifestazioni del movimento, solo che a quell'epoca c'era uno che aveva un cervello che gli faceva 20.000 giri minuto, si chiamava Francesco Cossiga, faceva il ministro dell'interno e puntualmente si rimetteva sotto la saccoccia e faceva bene. Allora, andiamo a noi, i quotidiani economici, Italia Oggi, assegno di inclusione facile per i rinnovi dell'ADI previsti a novembre. Se la famiglia ha difficoltà a recarsi negli uffici comunali, l'incontro con i servizi sociali può avvenire anche online o domicilio. Cirioli a pagina 31. Campania, Schlein vuol far fuori De Luca, che invece si sta riprendendo il PD col figlio. Carlo Valentini, pagina 8. La Cassazione, Santi a pagina 31, lecita sul luogo di lavoro una telecamera nascosta per spiare un dipendente sospettato di furto. Per l'informazione, l'IVA agevolata va estesa anche all'editoria digitale, Longoni a pagina 2. Cybercriminalità, secondo Confartigianati, i reati informatici denunziati dalle aziende sono aumentati del 45,5% tra il 2019 e il 2023. Claudio Velardi a pagina 4, Israele escluso dalla Fiera del Levante di Bari, alla quale però non aveva alcuna intenzione di partecipare. E poi abbiamo il diritto e rovescio dell'implacabile Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi. Le autorità russe nella regione ucraina occupata di Lugansk hanno creato un catalogo online di bambini ucraini, offrendoli per adozioni forzate attraverso il Dipartimento dell'Istruzione. Il database comprende 294 bambini ordinati e classificati in modo che gli utenti possano filtrarli per età, sesso, caratteristiche fisiche, come in un canile. Secondo gli esperti dell'Università di Yale, sono circa 35.000 i piccoli strappati alle loro famiglie e deportati in Russia. Quando vengono dati in adozione a famiglie russe, diventa poi impossibile riportarli a casa. Finora ne sono stati rimpatriati solo 1.366. Il rapimento di massa dei bambini ucraini è considerato un crimine di guerra ed è uno dei motivi che ha portato alla condanna di Putin da parte della Corte Penale Internazionale. Ma i russi continuano a sostenere che non c'è stato alcun rapimento. Era come al solito bicarbonato di sodio quando lo fanno loro. Andiamo a vedere poi il Quotidiano di Sicilia, eccolo qui, scatta l'allarme desertificazione bancaria, penalizzate le aree interne e i piccoli centri, calo generalizzata a livello nazionale, in Sicilia nel 2025 si potrebbe scendere sotto quota 1000. L'autorità portuale di Palermo, sapete che è stata nominata Annalisa Tardino, già europarlamentare della Lega, autorità portuale Palermo, centrodestra diviso, il PD, guerra in maggioranza a livello nazionale, dal presidente Schifani contrarietà alla scelta del ministro Salvini di indicare Tardino come nuovo vertice della DSP, l'autorità appunto portuale di Palermo. Andiamo adesso direttamente sulla Stampa, che ora si è fatta alle 8:54, perché alle 9 abbiamo Alessandro Morelli, quindi introduciamo già il primo tema di dibattito con lui. E sulla Stampa, intanto voi se volete potete mandare i vostri WhatsApp al 340 670 9659. Noi andiamo a vedere, eccoci qua, no, non è qui, ora ci arriviamo un momentino perché naturalmente il tema è alquanto scottante, eccolo qua. Pagina, che pagina è? 12 della Stampa, alla sanità qualcosa non va, Salvini contro Schillaci sulla commissione vaccini. Il leader leghista, prima la nomina e poi la scioglie, si deve essere confuso. Nel governo solo Forza Italia cerca di difendere la chiusura del comitato. E allora cosa succede? Salvini non risparmia critiche al collega di governo, riaccendendo la polemica sui vaccini e una spaccatura tutta interna alla maggioranza. Ad accendere la miccia alla decisione di Schillaci di sciogliere a metà agosto, appena 10 giorni dopo la sua nomina, l'organismo consultivo sulle vaccinazioni, che ha il compito di fornire pareri scientifici al Ministero sui vaccini. Il dietrofront è arrivato dopo che sono state rese note le posizioni di due dei suoi membri, Eugenio Serravalle e Paolo Bellavite, due medici che in passato avevano espresso posizioni discutibili sui vaccini, da molti definite Novax, tanto da far sollevare
la comunità scientifica e chiedere un intervento del responsabile della salute. Per Salvini, però, i due avrebbero solo espresso alcune perplessità. Ho letto le interviste di questi due medici che non conosco, che non si definiscono Novax, ma che per l'obbligo vaccinale nei confronti dei minori avevano dei dubbi, afferma il leader del Carroccio. Se da un comitato consultivo di 20 persone s'azzera chi non la pensa come il mainstream, non mi sembra scientificamente corretto, sottolinea. E poi incalza, il ministro è deciso di testa sua, prima ha nominato la commissione, poi se l'è autoazzerata. Evidentemente al ministero c'è qualcosa che non funziona, perché o si è distratto prima o si è distratto dopo, delle due l'una. Allo scontro tra i ministri partecipa anche il titolare dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, che in un'intervista al Foglio dice gli organismi plurali servono a contenere idee differenti. La storia insegna che non sempre il pensiero scientifico dominante è quello giusto, lo è statisticamente, ma lasciare spazio a tesi diverse e non soffocarle è la strada maestra. Il pensiero condiviso anche dal capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, l'adesione alla campagna vaccinale, nel mio caso dichiarata e praticata, non può essere usata per silenziare e mettere il bavaglio a chi ha opinioni diverse. Dalle file del governo solo Forza Italia difende la scelta di Schillaci, dopo Licia Ronzulli anche Stefano Benigni parla chiaro. Chi fa parte di organismi delicati come il NITAG deve avere competenze solide, indipendenza, autorevolezza, credibilità riconosciuta. Non possono in alcun modo prevalere posizioni ideologiche o personali prive di qualsiasi fondamento scientifico come quelle dei Novax. E allora a questo punto andiamo a scoprire chi è il dottor Eugenio Serravalle, che è stato intervistato dalla Stampa. Eugenio Serravalle, il medico, è una scelta politica e non scientifica. Nella maggior parte dei paesi europei non c'è. Non sono Novax, ma l'obbligo va rivisto. Il mio incarico l'ho scoperto dai giornali. Il dottor Eugenio Serravalle, scrive la collega Irene Famà che lo intervista, specializzato in pediatria preventiva e patologia neonatale, scelto per il NITAG e poi laureato per le sue posizioni controverse sui vaccini, è irritato. Non sono Novax, voglio che si pubblichi una smentita. È molto infastidito dall'appellativo perché per un medico è un termine offensivo e denigratorio. Le sue esternazioni sul tema qualche dubbio lo pongono, non crede? Non ho mai sostenuto l'inutilità dei vaccini e delle vaccinazioni. Come si spiega allora la sollevazione da parte della comunità scientifica e professionale? In questa società è facile poter offendere e dare giudizi falsi sulle persone che non sono perfettamente allineate al mainstream. Che è scettico almeno lo conferma. Semmai sono EBVAX, evidence-based vax, mi rifaccio alle prove scientifiche. Sui vaccini non ce ne sono abbastanza? Come tutti i farmaci hanno aspetti positivi, ma possono anche causare effetti avversi e reazioni collaterali. Il NITAG ora è stato sciolto, ma lei si è dispiaciuto della revoca della nomina? È curioso fare una nomina e poi ritirarla dopo 10 giorni. Ha parlato col ministro Schillaci? Né con lui né con nessun altro politico. Come ha saputo del dietrofront? Dai giornali. Prima della nomina, lei e il ministro vi eravate sentiti? Assolutamente no. Chi l'ha contattata? Nessuno. È stato nominato a sua insaputa? L'ho scoperto dai giornali. Non ha idea di come era stato scelto per il gruppo tecnico? Credo che sia stato apprezzato il mio intervento in commissione Covid. Di cosa ha parlato? Dei danni delle vaccinazioni e delle misure eccessivamente stringenti durante il lockdown che hanno provocato diversi danni sui ragazzi. Danni delle vaccinazioni, critiche alle misure anti-Covid. È sicuro di non essere Novax? Semmai è necessario uscire dal dogma e valutare se i vaccini presentano criticità. Pensiamo all'obbligo vaccinale. Mi dica, non è una scelta scientifica, ma politica. Nella maggior parte dei paesi europei non c'è. Avrebbe portato queste istanze al NITAG? Siamo sino al piano nazionale delle vaccinazioni, precedenti alla legge Lorenzin, l'Italia era indirizzata verso il superamento dell'obbligo vaccinale. Propende per quella strada? Guardi che superare l'obbligo non significa essere contrari alle vaccinazioni. Un conto è essere contrario a una misura coercitiva. Un altro è fare in modo che i genitori ricevano informazioni esaurienti per vaccinare i figli in maniera consapevole. Durante la pandemia lei ha dichiarato la salute dei bambini non vaccinati è migliore di quella dei bimbi vaccinati. Lo rivendica? Mi pare che il ministro della salute danese abbia chiesto scusa per aver vaccinato i bambini.
Parliamo di lei. Credo che la vaccinazione Covid ai bimbi abbia prodotto più danni che benefici. Risentito per essere considerato Novax e offeso anche dai gruppi Novax che la considerano un esempio? Penso che la maggior parte delle persone non si meritino questo appellativo. Sono solo persone che hanno dubbi, che pongono domande e meriterebbero delle risposte. Vorrei chiarire una cosa, prego. Io faccio sempre esplicito riferimento al metodo scientifico. Da anni chiedo confronti basati su dati, fatti, documentazioni. Se mi fossero state presentate prove più valide delle mie, lo ammetterei in modo pubblico e formale. Se vaccinato contro il Covid, e perché dovrei dirglielo? Pausa e ascoltiamo Pino Mango, Bella d'estate del 1987 e poi torniamo con il sottosegretario Alessandro Morelli. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. È solo un addio, credimi o non ci penso mai. Vedo che hai pianto, tu lo sapevi, ma da quando? Bella d'estate va via da me. Notte d'incanto, è bello vedere le luci laggiù. Io sono stanco, non voglio parlare, parla tu. Bella d'estate va via da me. Forse perché ti credevo felice così, proprio così fra le mie braccia. Forse perché ci bastava arrivare fin qui, come onde di notte sulla spiaggia. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Piccoli fuochi, noi siamo zingari di periferia, i nostri son giochi che durano poco e la notte se li porta via. Bella d'estate va via da me. Forse perché ti credevo felice così, proprio così fra le mie braccia. Forse perché ci bastava arrivare fin qui, come onde di notte sulla spiaggia. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Chiudi gli occhi e ti senti per sempre così, ancora qui fra le mie braccia.
ci manca un interprete elegante come Pino Mango. Pino Mango era veramente un grandissimo cantante. Manca alla musica italiana gente di questo livello e di una tale delicatezza e intelligenza. Le 9, 6 minuti e 42 secondi, Antonino Danna al microfono con voi per la rassegna stampa. Tra qualche minuto avremo con noi il sottosegretario Alessandro Morelli. E allora io ho qui le vostre zappe 340-670-9659 se volete essere dei nostri. La prossima volta voto Rizzo per un almirante di ferro, non è poco. Marco, ancora il rampollo norvegese rischia 10 anni di carcere, per me li merita tutti se fosse veramente colpevole. Pietro Ulivieri, o che è sempre vivo, è sempre stato a sinistra di Mao anche da giovane, in vecchiaia è peggiorato. Walter, ciao Antonino, Maschillacci conosce Galileo Galilei e Copernico, erano due scienziati fuori dalle righe. Mentre aspettiamo Alessandro Morelli, il sottosegretario, io vi porto a pagina 9, perché pagina 9 del Fatto Quotidiano, signore e signori, perché siccome in questo paese naturalmente non ci facciamo nulla, no questo, no quello, no quell'altro ancora, abbiamo anche i no inceneritore in quel di Roma. E io adesso, eccoci qua, emissioni, trasporti e multe, esposto contro l'inceneritore, signore e signori. L'ex sindaca Virginia Raggi e altri tre esponenti dei 5 Stelle alla Corte dei Conti, affare per i privati che mina le casse pubbliche. Quindi, signore e signori, l'inceneritore di Roma è naturalmente un peccato, diciamo così, da far scontare caro alla collettività, perché state a sentire un po'. Emissioni oltre i limiti, viabilità fuori controllo, conti a rischio, un progetto miliardario che rischia di trasformarsi in boomerang. Sono queste le basi su cui poggia l'esposto presentato alla Corte dei Conti all'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, oggi consigliera capitolina del 5 Stelle, firmato insieme alla consigliera municipale Carla Canale, all'eurodeputato Dario Tamburrano, al deputato Marco Bella. Il documento denuncia la presunta insostenibilità economico-finanziaria e ambientale dell'inceneritore di Roma previsto in zona Santa Palomba, estrema periferia sud della città. Un progetto approvato grazie ai poteri conferiti dal governo Draghi al sindaco Gualtieri in qualità di commissario del Giubileo 2025. Il contratto di concessione, firmato lo scorso maggio tra Roma Capitale e la privata Renew Rome SRL, ha un valore di 7 miliardi e 73 milioni di euro su 33 anni di gestione. Renew è una società di progetto composta da Acea Ambiente, Suez, Vianini, Canadevia Innova e RMB, le prime tre partecipate anche dal gruppo Caltagirone. L'investimento pubblico iniziale supera il miliardo, con un contributo diretto di 40 milioni di euro da parte del Comune per la costruzione degli impianti ancillari. Secondo i ricorrenti, però, le clausole contrattuali sono fortemente sbilanciate a favore del concessionario. Roma Capitale e AMA dovranno infatti garantire il conferimento dei rifiuti, coprire eventuali oneri aggiuntivi, riconoscere indennizzi in caso di risoluzione anticipata. Di fatto, per i firmatari, tutti i rischi restano sulle spalle pubbliche, mentre i profitti sarebbero assicurati ai privati. L'esposto punta il dito poi contro la promessa di abbattimento delle emissioni grazie al sistema di carbon capture and storage. Nelle presentazioni pubbliche era stato indicato un taglio superiore al 90% della CO2 prodotta, ma dall'analisi effettuata dal team della Raggi sui documenti di gara emerge che l'impianto catturerà al massimo 400 tonnellate annue a fronte delle circa 600.000 emesse dall'incenerimento dei rifiuti, un'inezia pari allo 0,066% delle emissioni totali. Non solo, nell'esposto si ricorda che dal 26 gli inceneritori urbani entreranno a pieno titolo nel sistema europeo di scambio delle emissioni. Significa che per ogni tonnellata di CO2 fossile emessa, se penalizzata, Roma dovrà pagare circa 120 euro. Applicando la regola alle stime minime di emissioni, 400.000 tonnellate all'anno, la sanzione ammonterebbe a 48 milioni di euro all'anno, per un totale di 1,44 miliardi in 30 anni.
E il prezzo di conferimento per Ama, ricordano Raggi e Company, fissato a 178 euro a tonnellata nel bando, è già salito a oltre 200 a causa della rivalutazione automatica degli indici dell'Istat. E di questo ne parleremo tra un po', anche di questo, con il sottosegretario Alessandro Morelli, che è già pronto, quindi sigla. Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. E allora io do il bentornato e il bentrovato al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla programmazione e coordinamento alla politica economica, Alessandro Morelli. Bentrovato. Buongiorno a te Antonino, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Allora, io oggi proporrei 3 argomenti. Primo, la questione Schillaci Novax. Abbiamo appena letto l'intervista, appunto, uno dei 2 medici finito nel ciclone, e ha detto: no, io non sono Novax, semplicemente avevo i miei dubbi sull'obbligo vaccinale. Il secondo tema è questo benedetto inceneritore di Roma con il ricorso presentato dai 5 Stelle alla Corte dei Conti. Il terzo è Anna Cisint, minacciata di morte ieri a Monfalcone da un pakistano che ha ben pensato di dirle questa delicatezza, e cioè: ti taglio la gola. Ecco, ma che paese stiamo diventando, visto che c'è un'Italia da fare? L'Italia da fare è rappresentata da dove sono in questo momento, cioè da Livigno, dove sono a rappresentare il governo per i lavori che stiamo facendo per quanto riguarda le Olimpiadi invernali 2026, con delle opere che cambieranno il volto delle nostre montagne, ma lo cambieranno in maniera assolutamente positiva. Cortina, Livigno, Bormio diventeranno le capitali mondiali dello sci, e con orgoglio siamo qua a dimostrare come il governo si sia impegnato assieme alla Regione Lombardia per realizzare delle opere che sono delle opere che, come dicevo, non solo sono utili per le Olimpiadi, ma sono fondamentali per questi territori montani che hanno oggettivamente delle difficoltà infrastrutturali per raggiungerle, che grazie ai lavori legati alle Olimpiadi, quindi grazie alle Olimpiadi, potranno avere dei risvolti assolutamente positivi. Quindi l'Italia da fare viene rappresentata pienamente da noi. L'Italia da fare viene rappresentata dalla europarlamentare Cisint, che da sindaco è stata assolutamente ferma nel denunciare quello che sta avvenendo nella sua città, e che oggi purtroppo ne sta pagando le conseguenze personalmente. Chiaramente la mia vicinanza a lei, la vicinanza di tutta la Lega, evidentemente, del governo, ma non ci si può certo fermare di fronte a delle minacce. Oggi, per esempio, avrei visto che su Il Tempo vengono dedicate 2 pagine, 2 o 3 addirittura, sulla sinistra che strizza più che l'occhio, porge la mano direttamente agli islamici senza guardare, senza stare attenta minimamente a quelli che sono delle posizioni che sono posizioni assolutamente incoerenti con la nostra società. Posto che l'Islam è incoerente con la nostra società, ci sono alcuni personaggi che ancora di più, in maniera molto esplicita, lo esprimono. L'ex imam di Bologna, che peraltro è stato espulso anche a causa di minacce che aveva rivolto a me, all'onorevole Tovaglieri, sempre della Lega chiaramente, certo, e ad altri esponenti della Lega, continua imperversa sui social, pur essendo stato rispedito a casa sua in Afghanistan. Il Tempo, con la brava Sorrentino, collega giornalista, segnala come la giunta Sala e le giunte di sinistra, in tutte quante, siano legate mani e piedi oramai a queste frange islamiste e islamiche. Perché? Perché purtroppo lo sappiamo, anche il 2% di democrazia oramai riesce a far variare il risultato elettorale, soprattutto per quanto riguarda i sindaci. E dunque avere quella piccola media percentuale in più
legata ad associazioni sicuramente ben organizzate che possono indirizzare al voto i propri adepti, chiaramente fa piacere. Per quanto riguarda il centrodestra i rapporti sono a zero, figuriamoci, è inutile che io stia qui a dire per quanto riguarda la Lega, e quindi il PD sostanzialmente dappertutto firma delle cambiali in bianco con questi personaggi, che poi, rappresentando queste associazioni, questi gruppi, chiaramente vanno a chiedere il conto, hanno ricevuto un credito che qualcuno deve pagare, e chi lo paga? Se vince la sinistra lo paga il sindaco di sinistra, e quindi sia alle moschee, sia agli spazi, sia all'apertura a queste pseudoculture. Insomma, immagino di averti in parte risposto. Le altre due questioni sono questioni che chiaramente ci toccano personalmente. Il tema del Novax, del dottore presunto Novax, guarda, è preoccupante. Perché? Perché chiaramente, come abbiamo visto durante il periodo della pandemia, il dubbio non era concesso, e non è evidentemente ancora concesso. Purtroppo il ministro Schillaci se l'è suonata e cantata da solo, nel senso che ha voluto nominare questo gruppo di 22 medici, e da solo se l'è autosciolto. Quindi non so come ne uscirà lo stesso ministro Schillaci. Ieri leggevo Salvini che diceva appunto che in autonomia Schillaci ha fatto entrambe le mosse, e che adesso valuterà lui per primo che cosa fare. Ecco, appunto, aggiungerei una cosa: secondo me tutto questo nasce anche da un fatto, io lo chiamo, visto che tra l'altro questo spazio ha come sigla il valzer del Gattopardo, userò l'espressione di Tomasi di Lampedusa, le parole dell'usuraio. Cioè, nella situazione in cui ci siamo trovati nel bel mezzo della pandemia, ci sono state le parole dell'usuraio, cioè le parole melliflue e insinuanti di uno Stato che t'ha detto: vabbè, non ti vuoi vaccinare, perfetto, però se non ti vaccini non puoi fare determinate cose, non puoi andare a lavorare e così via. Tutto questo perché lo Stato italiano non ha voluto o non ha avuto il coraggio di assumersi la responsabilità di dire: ragazzi, qui c'è un vaccino che è stato lanciato in fretta e furia sul mercato, noi naturalmente dobbiamo vaccinare la popolazione vista la situazione, però se dovesse succedere qualche effetto avverso, qualche cosa, vi daremo i risarcimenti dei danni, vi daremo delle garanzie, vi assisteremo in qualche modo. Siccome in questo paese non è accaduto, si è preferito soltanto dire: e vabbè, però se non ti vaccini muori, come disse Draghi, oppure vabbè, se non ti vaccini non puoi andare a lavorare, non puoi fare questo, non puoi fare quello. Secondo me è stato questo modo di fare, come potremmo dire, insinuante da parte delle autorità, da parte delle istituzioni, che ha generato e potenziato peraltro tutta la galassia Novax. Ha ragione il dottore quando dice sono persone che chiedevano delle risposte e che non le hanno avute sostanzialmente dalle istituzioni, ma hanno solo ricevuto queste parole insinuanti: o lo fai, o io ti ricatto con questa cosa, oppure non puoi avere determinate altre cose. Poi se ti succede qualche effetto avverso, qualche cosa, io me ne lavo le mani. È stata forse questa mancanza di assunzione di responsabilità da parte dello Stato che ha creato dei problemi. Guarda Antonino, visto che la Lega ha fatto parte col governo, quindi è inutile girarci troppo intorno, e ha pesantemente pagato anche questa tra le scelte della partecipazione a quel governo, devo sottolineare che proprio grazie alla Lega si sono evitate delle ulteriori storture che andassero a colpire anche fasce di popolazione che i dati c'hanno. Quindi, per rispettare i dati scientifici, visto che come ci dicevano deve parlare solo la scienza, ricordo che qualcuno suggeriva di addirittura di far pagare le spese mediche a chi non si fosse avesse scelto di non vaccinarsi. Ricordo che qualcuno suggeriva
l'obbligatorietà di questo vaccino anche a fasce di popolazione che assolutamente non avevano alcun tipo di pericolo di fronte al Covid-19, quindi alle fasce dei bimbi che come sappiamo non hanno numericamente non hanno subito danni mortali dal vaccino. Quindi grazie alla Lega questo è stato evitato. Purtroppo questo non è stato capito da tutti. Se ci fosse stato solo il Partito Democratico, i 5 Stelle e Speranza al governo in quella fase, dobbiamo ricordare che mancava poco e ci sarebbe stato l'esercito sotto casa, modello cinese, nei confronti di chi, come dice questo medico, aveva espresso dei dubbi. Quindi noi purtroppo questa cosa non è stata capita da parte del nostro elettorato, l'abbiamo pesantemente pagata durante la campagna elettorale, durante le ultime elezioni politiche, però ancora una volta nella mia lunga esperienza leghista devo dire anche questa volta la Lega aveva ragione. Sottosegretario, per l'Italia da fare di questa settimana cosa abbiamo? Allora, dicevamo chiaramente le Olimpiadi io dicevo a Livigno perché oggi andremo, purtroppo piove qui sopra, ma andremo a fare una visita ai cantieri e domani faremo delle conferenze stampa legate proprio ai cantieri qui a Livigno. Ricordo che ci sono cantieri in questo momento a Livigno, Bormio, Cortina, lungo tutte le statali che collegano i principali centri con questi luoghi montani. Dall'altra parte chiaramente continua il percorso del ponte, come sappiamo, ora tocca alla Corte dei Conti, quindi siamo in attesa che la Corte dei Conti dopo questa pausa estiva ci dia ok definitivo per poter aprire i cantieri proprio legati al ponte, ricordando che i cantieri propedeutici al ponte possono già iniziare a lavorare. Dall'altra parte avrete visto, molti di noi hanno visto delle immagini che sicuramente ci hanno colpito, un ponte in Sicilia che colpito da un nubifragio, un'alluvione, dalle immagini che abbiamo visto sui principali media e sui social media, si è reso molto pericoloso. ANAS sta già operando per non solo è riuscita a ripristinare in maniera molto rapida la possibilità di utilizzare il ponte, ma gli operatori stanno ripristinando la totale sicurezza del ponte in doppio senso di marcia. Ora, dobbiamo sottolineare una cosa molto semplice. Siamo di fronte a un'infrastruttura che ha subito nell'arco di pochissimi decine di minuti un letterale nubifragio e che quindi è stata danneggiata dal nubifragio. Ora abbiamo visto le immagini in particolare sui social media e sui principali media, ho visto che Repubblica l'ha riportata in maniera chiaramente molto forte e possiamo immaginare a chi abbiano dato la responsabilità delle immagini, che sicuramente sono state immagini forti. Ora, la domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: se vedi che un ponte sta subendo dei danni che non sei in grado di valutare se siano danni gravi o danni di media portata, è in corso un'alluvione che sta colpendo quell'infrastruttura e ti accingi a praticare e quindi ad attraversare il ponte, ora diciamo che qui non può comandare la legge o l'imposizione, non può comandare neanche l'ipotesi che ci potessero essere in quel momento dei carabinieri o la polizia o la protezione civile, la NATO o l'ONU che chiudessero il ponte. È semplicemente il buon senso che ti insegna a non praticare un ponte dove vedi che purtroppo a causa di un'alluvione quel ponte secondo te rischia di avere dei danni gravi che possono anche mettere in pericolo la tua incolumità. Ora, se pratichi quel ponte, signori miei, è come se noi mettessimo
il limite di velocità a 50 all'ora in città, e poi se uno va a 300 all'ora in città e va a sbattere contro un semaforo, abbia il coraggio di dare la colpa al sindaco che magari non doveva mettere quel semaforo nella posizione dove era. È evidente che appunto oltre alle norme serve il buon senso. Tornando dunque all'Italia da fare, ANAS comunque ha ripristinato, come dicevamo, la viabilità a senso unico alternato, mettendo in sicurezza completa il ponte, e nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, il ponte verrà completamente riaperto. Molto bene. Allora, sottosegretario, intanto grazie come sempre per questo nostro colloquio. Noi il 27 avremo il nostro ultimo appuntamento, poi la settimana dopo tornerà Semivarin, però insomma al piacere di risentirci tra 168 ore circa con altra ancora Italia da fare. Grazie Antonino e buon ascolto. Grazie. Avete ascoltato l'Italia da fare. E allora, come sempre, grazie al sottosegretario Alessandro Morelli, grazie per il suo tempo e per la sua disponibilità. Si sono fatte nel frattempo le 9:27 minuti e 36 secondi. Noi andiamo avanti ancora qualche minuto prima della pausa delle 9:30 e ci ascolteremo poi Gruppo Italiano con Tropicana, anno di grazia 1983. Andiamo a vedere adesso la questione dell'Ucraina e in particolare la questione, eccoci qua, la questione della nostra premier, sì, certamente, ma soprattutto di quello che sta accadendo. Sapete che è cominciato questo balletto su dove fare questo benedetto trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky, pagina 3, Marco Imarisio del Corriere della Sera. Facciamola a Mosca, la provocazione russa per prendere tempo, Lavrov si va per gradi. Adesso c'è almeno un dilemma da affrontare. Il probabile incontro del presidente russo con Volodymyr Zelensky presenta molte insidie, al punto che molti osservatori preferirebbero rifiutare questo percorso disegnato da Trump, con tutte le conseguenze che ne potrebbero discendere. La controproposta di invitare il presidente ucraino a Mosca è sembrata una provocazione dettata dalla stizza più che dalla diplomazia. Come era prevedibile, Sergei Lavrov, il ministro più longevo di Putin agli esteri dal lontano 2004, quando il gioco si è fatto duro, è stato reintegrato nella squadra dei negoziati. Un accordo di pace con l'Ucraina deve garantire il rispetto degli interessi di sicurezza della Russia, ha detto ieri. E sull'opportunità di un incontro in tempi brevi tra i due nemici giurati non ha detto no, ma è sembrata alquanto freddo. Noi non cerchiamo un evento che venga adoperato perché domani qualcuno lanci i pettegolezzi sui social cercando di gustarsi la crema propagandistica, ma vogliamo procedere passo dopo passo, gradualmente, partendo dal livello degli esperti e facendo poi tutti i passaggi necessari. Qualsiasi contatto che coinvolga i leader deve essere preparato con molta attenzione. A leggere l'editoriale di RIA Novosti, agenzia statale e voce semi-ufficiale del potere, le possibilità di un contatto diretto tra Putin e l'uomo che negli ultimi 4 anni è stato dipinto come il male assoluto non sembrano imminenti. Dopo aver ricordato la cautela del consigliere Yuri Ushakov, i leader hanno discusso l'idea di valutare la possibilità di aumentare il livello dei rappresentanti di Russia e Ucraina nei negoziati. L'articolo della RIA Novosti, ricordato questo, trae le conclusioni. Palesemente non c'è consenso per un rapido summit. Questo incontro dovrebbe concludersi con accordi e nemmeno su una tregua temporanea, ma sui termini essenziali di un trattato di pace. Però, a giudicare dalle dichiarazioni di Zelensky e dei leader europei, le loro posizioni non hanno subito nessuna modifica. In mancanza di una decisione sulla questione territoriale, il presidente della Russia non incontra Zelensky. La linea dei commentatori ufficiali è quella dei patrioti al fronte degli ultranazionalisti, cambiano solo i toni, molta diffidenza e sentore di una trappola. La Russia preferirebbe un incontro a 3 con Trump a far ago della bilancia, ma solo per mettere i sigilli a un negoziato già concluso. Sia Kiev che l'Europa promuovono un convenzionale Minsk 3, scrive il blogger di guerra Yuri Podolyak
ai suoi milioni di lettori, vale a dire un altro congelamento della guerra che noi ovviamente non accetteremo. Il risultato di una decisione del genere è facile prevederlo, la guerra continuerà. Non è un caso che l'opinione di Alexandr Dugin sia stata ripresa subito dal sito Tsargrad, dimora ufficiale dei nostalgici della Russia imperiale. Se avranno luogo i colloqui tra Putin e Zelensky renderanno quest'ultimo una figura legittima, ma noi in questi anni ci siamo adoperati per sostenere che non è la persona giusta con cui parlare. Sarebbe incoerente. Per una volta il filosofo dell'apocalisse nucleare coglie un punto. Non che Putin debba rendere conto a nessuno, come noto, ma qualche problema di coerenza e qualche cambiale in scadenza potrebbe averceli pure lui. Pausa, gruppo italiano Tropicana 1983 e poi torniamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ma che strano sogno di un vulcano e una città, gente che ballava sopra un'isola, suonava Blue Gardenia, un'orchestrina jazz, l'acqua ribolliva lentamente ad est, l'esplosione poi, dolce, dolce, una bronzatura atomica, tra la musica, dolce, dolce, tutto andava giù, mentre la TV, bevila perché è tropicana, yeah. Mentre la TV, bevila perché è tropicana, yeah. Luce nella notte della città di San José, Radio Cuba urlava fuori da un caffè, la lava incandescente cremava gli hula hoop, l'uragano travolgeva i bungalow, noi stavamo lì, dimmi, non ti senti come al cinema, e stavamo lì, dimmi, come dentro un film. E stavamo lì, dimmi, non ti senti come al cinema, e stavamo lì, dimmi, come dentro un film, mentre la TV, bevila perché è tropicana, yeah. 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 È tropicana, yeah. È tropicana, yeah. Ed era il 1983 quando il gruppo italiano cantava Tropicana, signore e signori. Anche allora, se ci fate caso, anche allora, e così pure in Vamos a la Playa c'era questa idea, questa paura della guerra atomica, c'era questa idea, no? Vamos a la Playa, com'era? La bomba esta, io
Las radiaciones toscani me atizan de azul, vamos alla playa, cioè dice andiamo sulla spiaggia, la bomba è scoppiata, le radiazioni ammazzano tutti quanti, però ci tingono tutti quanti di blu. Evviva! Saremmo morti come i puffi, bellissimo, come Quattrocchi, che è meglio. Ok, dunque 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra, si sono fatte sulle zap ovviamente o WhatsApp, si sono fatte le 9:36 minuti e 43 secondi, vi voglio leggere questo Domenico Cacopardo, il professor Cacopardo su Italia Oggi, che fa questa analisi a proposito dell'Ucraina. Putin non rinuncerà all'Ucraina. La Russia infatti ha già violato gli impegni formali di non invadere il paese di Kiev. Se accettasse poi potrebbe non mantenere le promesse. E allora cosa dice Cacopardo? Il Wall Street Journal osserva: ci saranno interrogativi sull'opportunità di congelare le linee del fronte in altre regioni dell'Ucraina. Quale ruolo, se ce n'è uno, avranno i paesi europei al tavolo dei negoziati o in una forza di rassicurazione che protegga Kiev a lungo termine? Nota: Giorgia Meloni, la più trampiana dei presidenti presenti l'altro ieri a Washington, colei che ha lanciato l'idea dell'articolo 5 del trattato NATO, ha già dichiarato che non un soldato italiano sarà mandato sul suolo ucraino. E quali garanzie di sicurezza da parte dell'Europa e degli Stati Uniti Zelensky vorrebbe che Putin potesse accettare? Anche se Putin appoggiasse un patto, scrive Cacopardo su Italia Oggi, ci sarebbe un forte scetticismo sul fatto che manterrebbe le sue promesse, poiché la Russia ha violato gli impegni formali di non invadere l'Ucraina. Putin è pronto a lasciare andare il resto dell'Ucraina? È pronto ad ammettere di aver perso l'Ucraina per sempre? Ha chiesto Charles Kupchan, che si è già occupato di affari europei nel Consiglio di sicurezza nazionale USA. Abbiamo bisogno di rispondere a queste domande per determinare se Putin sta semplicemente prendendo tempo o sta negoziando in buona fede. Mark Landler da Londra scrive sul New York Times: i leader europei hanno lasciato tutto per recarsi a Washington e assicurarsi che il presidente Trump non imponesse un accordo sfavorevole all'Ucraina. Una roadmap per la pace resta lontana. Negli annali della diplomazia transatlantica, l'incontro di lunedì tra il presidente Trump e i leader europei potrebbe essere ricordato come uno dei vertici più singolari della storia. Storico ma incerto nel suo esito, epocale ma effimero nel suo impatto sulla guerra in Ucraina, coreografato ma ostaggio degli impulsi di un singolo uomo, il signor Trump. I 7 leader europei hanno dimostrato sostegno a Zelensky e unità reciproca. Hanno ottenuto da Trump un'espressione di sostegno potenzialmente vitale, seppur vaga, alle garanzie di sicurezza post-belliche per l'Ucraina e hanno eluso una discussione sulle concessioni territoriali. Più che un commento, un epitaffio. Sia pure con le dovute cautele e con l'anticipo sulla fine del meeting, le nostre considerazioni non sono tanto lontane da quelle del Wall Street Journal, foglio conservatore, repubblicano, ma indipendente secondo la migliore tradizione americana, e del New York Times, il giornale liberal per antonomasia, leader nell'informazione alternativa. Il fatto è che, al di là di una propaganda raffazzonata e ingenua, gli europei più Zelensky a Washington hanno fornito a Trump un'esibizione di smaccata adulazione, esagerato ossequio, dipendenza patologica. È vero, peraltro, che tutte queste forme di servilismo erano e sono fondate sulla distanza siderale tra la potenza del tycoon palazzinaro e loro stessi. Ma è altrettanto credibile che nessuno dei capi di Stato e di governo presenti a Washington può giurare in verba magistri sulle parole del maestro officiante la cerimonia, sgolosando la nomina a premio Nobel per la pace, il titolo a cui ambisce molto in queste settimane. La diffidenza e la circospezione che ci hanno ispirato ieri trovano conferma oggi nei 2 più grandi giornali americani e per noi basta come accredito del nostro atteggiamento. La storia ucraina, insomma, non è terminata e gli episodi che andranno in onda sono ancora numerosi. Quanto a noi italiani è cruciale la posizione di Meloni, appoggio sì politico e diplomatico, ma soldati no. Andiamo a vedere però, visto che Cacopardo giustamente dice alla fine quello che decide, quello che comanda è Trump e noi non contiamo niente,
Ecco, c'è un altro che dice pure lui che noi non contiamo niente, ma stavolta come Unione Europea, signore e signori. Pagina 6 del Corriere della Sera, il minuetto Donald Putin segna una svolta epocale. Lo sforzo degli europei necessario, ma ora è inutile, parla Joschka Fischer, l'ex ministro tedesco degli esteri. E cosa dice lui? Dice, a Washington abbiamo visto l'immagine di Trump che discute con Zelensky, gli chiede Paolo Valentino del Corriere, e gli europei sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Il secondo summit non migliora o cambia la percezione del primo? Non direi. Ad Anchorage ci sono state tra Stati Uniti e Russia delle intese che non sono state messe in discussione a Washington. Trump e Putin hanno delineato un deal sull'Ucraina senza l'Europa e senza l'Ucraina, del cui futuro sono molto preoccupato. Ma non c'è dubbio che alla Casa Bianca ci sia stata una lunga consultazione sulle garanzie di sicurezza e che Trump abbia dichiarato di essere pronto a coordinarle, sostenendo gli europei. Ricordo solo che nel 1994 anche la Russia aveva firmato il protocollo di Budapest che dava all'Ucraina garanzie di sicurezza in apparenza blindate, ma già in Crimea nel 2014 abbiamo visto quale valore avessero per Mosca, zero. Cosa significano praticamente? E l'Europa da sola è in condizione di offrirle e assicurarle? E come verrebbe applicata in concreto una clausola di difesa collettiva simile all'articolo 5 del Trattato NATO, che viene evocata in assenza di un comando unificato, di procedure collaudate e in assenza soprattutto di una partecipazione americana in prima battuta? Purtroppo resto molto scettico. Eppure gli europei c'erano per una volta insieme uniti e hanno sostenuto Zelensky. Questa cosa non fa una grossa differenza? Non voglio essere frainteso, gli europei hanno fatto benissimo ad andare a Washington, ma torna alla domanda iniziale se questo cambia il risultato di Anchorage. E la mia risposta è no. Solo vedere assieme Putin e Trump prodursi in quel minuetto dà la misura della svolta epocale in corso. Ma l'Europa ha un'altra scelta oltre quella di esserci in questa partita esistenziale per l'Ucraina? No, deve esserci senza se e senza ma penso al mito di Sisifo nella lettura di Albert Camus. Lo sforzo europeo è assolutamente necessario, anche se in queste condizioni inutili. E la guerra continua e ora Putin sa che può contare su Trump, dal quale ad Anchorage ha avuto tutto quello che voleva tranne la levata delle sanzioni, senza concedere nulla in cambio. Perché definisce in queste condizioni inutile lo sforzo europeo? Perché l'Europa non è potenza e deve iniziare da subito in modo energico e deciso il processo per arrivare ad esserlo. Non è più una discussione teorica. Se guardiamo a questo nuovo mondo dominato da grandi potenze globali rivali tra di loro, l'Europa non ha alternativa se vuole ancora avere un ruolo facendo valere i suoi interessi e i suoi valori. Dobbiamo farlo prima che Trump getti l'Europa sotto un autobus. E questo non significa solo riarmarsi sul piano convenzionale, ma anche affrontare tutte le sfide legate a uno status di potenza globale, spazio, digitale, servizi di intelligence. Il messaggio che viene da Anchorage è chiaro: siamo soli. Siamo soli, cantava il buon Vasco. Va bene, allora sono arrivate le vostre zappe prima di cambiare argomento. Ora parleremo un poco di Islam, parleremo della CISINT, parleremo, come accennava Alessandro Morelli prima, del Tempo che si occupa dell'argomento. Allora, vediamo un po' che cosa mi avete scritto. Olivieri che non vuole Israele mi ricorda i capi del club alpino sinistroidi che 2 anni fa volevano togliere le croci dalle cime. Dopo neanche un mese di sfanculamenti ritirarono la proposta. Mai politica nello sport e la cultura, ma a sinistra nel vizietto. Ciao Silvio da Torino. Chiedo per un amico, l'autostrada che collega Colico con Bormio addirittura di arrivo? Al pakistano che ha minacciato la deputata Cisint espulsione dall'Italia in diretta televisiva come monito per gli altri. Ancora, Antonino, buongiorno, ma veramente i pentastellati sono masochisti? Fanno altro che partorire sciocchezze che confermano la loro pochezza, incapacità e inutilità, che sia perché pur di non affondare s'aggrappano al PD e ne condividono le idiozie, contenti loro, Luciana da Muggiò. Ministro della Sanità avrebbe molto da fare vista la realtà a sud del personale e per la Commissione non si vuole verità come quella parlamentare per le verità sulle prassi vaccinali di un non vaccino come detto dalle stesse case farmaceutiche. Un passo avanti e 2 dietro, avanti Maurizio.
Ma sai, a passo avanti e passi indietro, poi si balla l'Alligalli, già che ci siamo. E se prima eravamo in 4 a ballare l'Alligalli, adesso siamo in 8 a ballare l'Alligalli. Bene, andiamo a ballare adesso l'Alligalli su Il Tempo e ce lo fa ballare la coraggiosa Giulia Sorrentino, brava collega, capace e preparata. Pagina 2 del Tempo, come tutti i colleghi del Tempo che vogliamo salutare. Sala e i voti islamici, le campagne elettorali di PD e 5 Stelle in moschea, da Misiani a Strada, tutti nel centro abusivo gestito dal suocero del filo palestinese Hijazi, l'imam architetto promuoveva i suoi candidati islamici insieme ai comizi del sindaco. Ecco, io vi vorrei solo sottolineare questo. Mentre questi signori vanno a fare propaganda nel centro abusivo, ad Anna Cisinte è stato detto ti taglio la gola perché lei combatte contro i centri abusivi. Questo lo lascio alla vostra valutazione. Allora, il PD e il Movimento 5 Stelle, scrive Giulia Sorrentino, è da anni che fanno campagna elettorale nella Casa della Cultura Musulmana di Milano, la tanto discussa moschea abusiva di Viale Padova 144, che fa capo all'architetto imam Mahmoud Asfa, suocero di Suleiman Hijazi, l'uomo che per anni è stato il vice di Mohammed Hannoun in una delle sue associazioni come la ABSPP, sanzionata dal Dipartimento del Tesoro USA, in quanto ritenuta falsa organizzazione caritatevole che contribuisce a finanziare l'ala militare di Hamas. Ed è proprio all'ultima carovana organizzata da Hannoun e dalla sua associazione API, l'Associazione dei Palestinesi in Italia, che ASFA ha mostrato sostegno tramite i propri canali social, su un profilo Facebook peraltro scomparso dopo i nostri articoli, definendo quella di Hannoun come una grande manifestazione di auto che si aggira per le strade di Milano decorate con la bandiera palestinese in solidarietà a Gaza, chiedendo la fine del genocidio. Ed è sempre ASFA la figura dietro al progetto della moschea di Via Esterle, che dovrebbe essere la prima moschea di Milano ufficialmente riconosciuta. Intanto, negli anni appunto, vediamo diverse iniziative organizzate per scopi elettorali nella moschea abusiva meneghina. Era il 29 giugno del 21, quando sul profilo di ASFA, che su quello della moschea, scrivevano che in apertura della sua campagna elettorale il sindaco di Milano Beppe Sala presenta il suo programma, in occasione di un evento in cui l'associazione sponsorizzava Majdouline Shedahe e Zaccaria Bunegab, i due candidati di Europa Verde alle elezioni comunali, lista a sostegno di Sala. Un'alleanza, quella tra le due liste, manifestata dallo stesso Sala che in quell'occasione aveva sottolineato come confido nell'apporto dei Verdi perché portate un livello di esperienza che va oltre il buonsenso. Il buonsenso non basta, il confronto con chi ha studiato ti fa capire delle cose. Voi avete un bagaglio di esperienze e competenze fondamentali per la città, ma il sostegno di ASFA verso il mondo DEM non si limita a loro. Era il 17 maggio del 24 quando in occasione delle elezioni europee è stata ospitata in moschea Cecilia Strada, oggi europarlamentare PD, nota per il suo sostegno alle questioni giuste, ai diritti umani, alle libertà pubbliche, oltre alla causa della Palestina. In via Padova 144, poi, il 18 settembre del 22, c'è stato anche l'intervento del vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo durante la presentazione del candidato Antonio Misiani, in cui sono stati dati gli ultimi aggiornamenti sulla moschea di Via Esterle. E non c'è solo il PD, c'è anche il Movimento 5 Stelle che è stato ampiamente e fortemente sponsorizzato. Era il 22 settembre del 22, quando in vista delle elezioni politiche del 25 settembre la Casa della Cultura Musulmana organizza un incontro sull'importanza della partecipazione della comunità musulmana al voto. Saranno presenti i candidati Sara Montrasio e Daniele Tromboni che presenteranno il programma elettorale del Movimento 5 Stelle. Insomma, al di là della causa palestinese, ecco la prova che il PD e il Movimento 5 Stelle intrattengono rapporti piuttosto fitti con queste persone per una mera questione di voti. Ora grideranno al complotto da parte del Tempo anche davanti a prove inconfutabili? Ecco, io rinnovo, ringrazio Giulia per avermi passato la palla, ora tiro in porta, vi rinnovo caldamente l'invito a leggere Sottomissione di Houellebecq. Mi raccomando,
Il Campo dei Santi, Sottomissione e 2084 di Boualem Sansal. Fatevi questa triade di libri e avrete modo di ragionare e di riflettere sopra, perché vedete, la letteratura molto spesso anticipa la realtà nella quale noi viviamo, anche se a noi non sembra, anche se per noi è qualcosa di assurdo, ma in realtà è così. Bene, a questo punto noi ce ne andiamo a pagina 15 della Verità, perché stando così le cose, minacce islamiche alla Cisinte per le moschee, ti taglio la gola. Vedete che paroline raffinate, ti taglio la gola. Bengalese radicalizzato contesta la stretta dell'ex sindaco ai luoghi di culto irregolari. Cosa è successo? La Cisinte, ex sindaco di Monfalcone, come voi tutti sapete, è stata minacciata in pieno centro cittadino. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi in Piazza della Repubblica, dove davanti al municipio della cittadina goriziana, dove alcuni passanti hanno assistito alla scena e sono intervenuti per bloccare l'aggressore, permettendo l'arrivo tempestivo delle forze dell'ordine. A rivolgerle le minacce un cittadino di origini bengalesi residente a Monfalcone, musulmano radicalizzato. L'uomo avrebbe manifestato insoddisfazione per alcune iniziative promosse alla Cisinte durante il suo mandato da sindaco e proseguite nella sua attività politica, dalla chiusura di 3 luoghi di culto islamici risultati irregolari al divieto di accesso agli uffici comunali per chi si presenta col volto integralmente coperto. L'eurodeputato ha denunciato immediatamente l'accaduto, ho sporto formale denuncia all'autorità, ha dichiarato. Questo episodio non fa altro che rafforzare la mia determinazione nella battaglia contro il fondamentalismo islamico, che è già presente e pretende di dettare leggi a casa nostra. Ringrazio i cittadini che sono intervenuti, la loro vicinanza mi dà la forza per continuare a combattere con ancora più determinazione. Negli anni Cisinte si è distinta per le sue posizioni molto nette in materia di immigrazione e sicurezza, tanto da essere definita la sindaca anti-Islam e da alcuni osservatori la Le Pen del nord-est. Appellativi che testimoniano il suo impegno politico e che lei rivendica come parte integrante di una battaglia in difesa delle radici culturali italiane e della legalità. L'episodio ha suscitato numerose reazioni di solidarietà dal mondo politico. Il sindaco di Monfalcone, Luca Fasanna, ha parlato di vergognoso e inaccettabile attacco alle istituzioni, alla democrazia e a chi ogni giorno si impegna per il rispetto della legalità. Sulla stessa linea il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Vanni Agava, che in una nota ha espresso sostegno e vicinanza all'europarlamentare. Anche il segretario della Lega in Friuli Venezia Giulia, Marco Dreosto, ha sottolineato la necessità di una condanna unanime. Messaggi di sostegno sono giunti anche da esponenti del Consiglio regionale, tra cui Antonio Calligaris e Diego Bernardis, che hanno parlato di un attacco vile e inaccettabile. L'episodio di Monfalcone riaccende i riflettori sul tema della radicalizzazione islamica in Italia, questione che divide l'opinione pubblica e continua a generare dibattito politico. Quindi PD e 5 Stelle vanno a fare la campagna elettorale sperando di ricevere dei voti nelle moschee abusive a Milano. Questo non lo dico io, lo dice Giulia Sorrentino sul Tempo e lo dice in maniera documentata, come vedete. Anna Cisinte fa chiudere le moschee irregolari e vieta di entrare negli uffici pubblici bardati e coperti e si becca la minaccia ti taglio la gola. E poi alla fine abbiamo gli allenatori italiani che in tutto questo, tanto per svelenire il clima, giustamente, con Ulivieri, il loro presidente, a pagina 9 de Il Giornale ci dicono che Israele va cacciato da tutti gli sport va cacciato dal calcio senza remissione di peccato. Ecco qui. Pagina 9, ideologia e politica, l'odio anti-Israele, questo con buona pace di tutte quelle prediche del Menga che ci hanno fatto negli ultimi 30 anni spiegandoci che la politica non doveva entrare nelle curve, che ci sono i tifosi politicizzati, che il calcio deve essere senza la politica e poi si ritrovano la politica negli allenatori. Mister nel pallone, via Israele dal calcio, Ulivieri e gli allenatori italiani alla FIGC, sospendere Tel Aviv da UEFA e FIFA. L'ex coach di Napoli e Bologna, da sempre schierato, fa discutere anche a sinistra il boicottaggio della Fiera del Levante. Stop ai farmaci nel Fiorentino. Questa cosa ve l'abbiamo ampiamente raccontata.
Cosa succede? Proseguono in diverse forme i tentativi di vero e proprio boicottaggio contro lo Stato di Israele, dallo sport all'economia, dagli allenatori di calcio alla Fiera del Levante. Dopo l'appello di 44 parlamentari del PD per impedire agli atleti israeliani di partecipare alle competizioni sportive internazionali, ora è il turno dell'Associazione degli allenatori. E l'obiettivo è, oltre la critica più che legittima al governo di Benjamin Netanyahu, ma punta all'ostracizzazione dello Stato ebraico e dei suoi cittadini. La richiesta dunque è quella di uno stop agli israeliani in tutte le gare, a partire proprio dalla sfida che vedrà impegnata la nazionale italiana di calcio contro Israele l'8 settembre a Debrecen in Ungheria per motivi di sicurezza, valevole per le qualificazioni ai mondiali, con il ritorno previsto in Italia a Udine il prossimo 15 di ottobre. L'Associazione degli allenatori di calcio, AIAC, parla di azione non solo simbolica, ma scelta necessaria, che risponde a un imperativo morale condivisa da tutto il gruppo dirigente dell'AIAC. Dopo un primo passaggio all'interno del Consiglio di Presidenza, convocato da Renzo Olivieri, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Asso Allenatori ha deliberato unanimemente di mandare una lettera appello al Presidente della FIGC Gravina e a tutte le componenti federali perché il calcio italiano si mobiliti nel proprio ambito in favore del popolo palestinese, mettendo sul tavolo la richiesta da inoltrare a UEFA e FIFA di sospendere temporaneamente Israele dalle competizioni internazionali, proseguono gli allenatori. Una scelta condivisa quindi dal vertice dell'AIAC. Eppure sono note le posizioni politiche di sinistra del presidente Olivieri, candidato non eletto l'anno scorso alle comunali di San Miniato, la sua città, in una lista di sinistra. Già vicino al PC, l'ex allenatore tra le altre di Napoli e Bologna ha corso nel 2020 alle regionali in Toscana con Toscana a sinistra. Mister Olivieri ha mancato l'elezione di un soffio anche nel 2013 al Senato, dove si era candidato con Sinistra e Libertà. E nel 2018 fece discutere il suo pugno chiuso mostrato durante le foto di presentazione dell'album di figurine Panini. Ma lui, in riferimento a Israele, ci tiene a precisare: la politica non c'entra nulla, sono in gioco i sentimenti. Si sono uniti alla richiesta di stop agli israeliani anche i 3 vicepresidenti dell'AIAC, Giancarlo Camolese, Pierluigi Vossi, Francesco Perondi. Il massacro terroristico compiuto da Hamas il 7 ottobre del 2023, con oltre 1 migliaio di vittime innocenti israeliane più la presa di 250 ostaggi, può giustificare la feroce rappresaglia genocida di Israele che ha fatto decine di migliaia di morti civili palestinesi fino ad annunciarne la deportazione, insistono all'AIAC. Quindi lui non l'ha fatto per politica, ma sono in gioco i sentimenti. Quindi Paolo Di Canio è notoriamente un sentimentale. Interessante. Sono teorie, perché poi uno ci pensa, gli vengono in testa le domande. E continuano le polemiche alla vigilia della campagna elettorale per le regionali in Puglia sulla decisione della Fiera del Levante di escludere Israele dall'evento fieristico di Bari. Potenziale colpo all'economia pugliese, dato che lo Stato ebraico collabora da anni con enti e aziende del territorio nel campo delle tecnologie idriche per combattere la siccità, settore in cui Israele è leader mondiale. E che problema c'è? Se uno si vuole virare per fare dispetto alla suocera, lo può fare, siamo in democrazia. Andiamo a pagina 12 invece, perché si parla del Taser. Intanto sono le 9:59, no vabbè, ci fermiamo un attimo e poi torniamo dopo il The Colors, non è vero, del 2020 e parliamo del Taser. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Tutta la notte, solo tu per la città, con le ossa rotte, a farti male dentro un bar che te ne fotte. Tanto nessuno capirà come ti senti sotto, vivo o morto, poi domani passerà. Stasera vai a ballare, ti cambi in macchina così nessuno può guardare. E mi dirai, non è vero, l'amore è peggio del veleno, siamo una giostra alla disco inferno, e tu che
cadevi sul più bello. Non è vero, non è vero, eppure quasi ci credevo. Dura soltanto una notte intera. Se piango poi chi se ne frega, non mi dire no. Non è vero. Tutta la notte dimmi un po' come si sta senza risposte e pensa a quello che non va, ma cattano poi che mai nessuno ti dirà come si fa a cadere male o bene, poi domani passerà. Stasera vuoi ballare, dammi un motivo almeno se dobbiamo farci male. Mi dirai, non è vero, non è vero, l'amore è peggio del veleno, siamo una giostra alla disco inferno, e tu cadevi sul più bello. Non è vero, non è vero, eppure quasi ci credevo, dura soltanto una notte intera, se piango poi chi se ne frega, non mi dire no. Soffocare il pensiero, metto una benda sugli occhi così non ti vedo più, ma ti conosco a memoria, il nodo è solo alla gola. Dai, non mi dire che non hai più voglia di uscire, che tanto alla fine ti giri e te ne vai. Non è vero, non è vero, l'amore è peggio del veleno, siamo una giostra alla disco inferno, e tu cadevi sul più bello. Non è vero, non è vero, eppure quasi ci credevo, dura soltanto una notte intera, se piango poi chi se ne frega, non mi dire no. Non è vero. Non è vero. Non è vero, boh, decidete un po' voi se sia vero. Le 10, 3 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per quest'ultima parte della rassegna stampa. Facciamo il nostro solito patto, altre 2-3 cosuzze e poi tra una decina di minuti apriamo il telefono. Vi ricordo che alle 10:35 arriva lui, anzi alle 10:35 arriva lui, Giulio Cainarca con Onda Libera, e oggi lanceremo la prima supposta, vedremo di che cosa parleremo. Possa Dio avere pietà della mia anima, che è la cosa più importante. Sentite, sono arrivate le vostre zappe, 340-670-9659. No, caro, non è una guerra di aggressione da parte dei russi, ma una guerra di liberazione dai nazisti ucraini corrotti che infestano il suolo ucraino. Vlad, sei tu? Buongiorno, ma con l'ultimo decreto flussi il governo, compresa la Lega, ha autorizzato l'ingresso in Italia di circa 200.000 stranieri, tra i quali molti musulmani. Non sarebbe un dovere delle istituzioni garantire il diritto di culto in luoghi adeguati a questi stranieri? Grazie Dario. L'articolo 8 della nostra Costituzione stabilisce che le religioni non cattoliche hanno la possibilità, attenzione, la possibilità, non il dovere, di stipulare delle intese con lo Stato italiano. Il problema dell'Islam, caro Dario, è che l'Islam non ha una struttura verticistica, piramidale, non è come la Chiesa cattolica dove tu sai che c'è un clero, un capo del clero, cioè il Papa, e ci sono delle responsabilità e una gerarchia. L'Islam, ognuno può diventare imam, basta semplicemente il seguito che tu acquisti in moschea predicando, poi ti perfezioni, eccetera, eccetera, ma non esiste un papa islamico, non esiste una gerarchia islamica. Quindi in teoria dovrebbero essere tutta una serie di associazioni che raggruppano le varie scuole di pensiero, perché l'Islam tra l'altro non è nemmeno monolitico, cioè è diviso in varie fazioni e scuole di pensiero che tra l'altro storicamente hanno anche combattuto tra di loro. Basti solo pensare a sunniti e sciiti, basti solo pensare nel Golfo come l'Arabia Saudita guarda all'Iran e viceversa, tanto per chiarirci. E quindi non è una cosa così facile, caro Dario.
Gianluca, buongiorno a te. La campagna contro il taser mi ricorda quella contro il nucleare. Basta un incidente che subito si sfrutta il pretesto per creare un'opinione contraria e diffamatoria. A mio parere il problema dell'Italia sta nel fatto che tante decisioni vengono prese sotto l'onda emotiva dell'opinione pubblica. È vero. L'emotività e non il pragmatismo è alla base di molti errori decisionali in questo paese. Un abbraccio. Ma guarda, dici delle cose che io condivido in pieno perché lo stesso Craxi, sapete insomma che qua siamo Bettino è sempre Bettino, però lui sbagliò a cavalcare la tigre della reazione emotiva dopo Chernobyl. Lui stesso, in una delle sue famose pubblicità elettorali, disse a Minoli: io sono una persona notoriamente coraggiosa, ma ammetto che quanto accaduto a Chernobyl mi ha davvero spaventato. E quindi lui cavalcò l'onda del no grazie al nucleare. Quel cavalcare l'onda semplicemente per restare in bottega e non fare la staffetta con De Mita, poi sappiamo tutti com'è che è andata a finire, ecco, quella roba lì ci ha prodotto 40 anni fuori dal nucleare, le bollette che arrivano, Dio solo lo sa, e ogni volta in cui qualcuno prova a dire quella parola con la N, voi vedete orde di assatanati che saltano gridando, dicendo che diventeremo tutti blu, ci cresceranno 15 zampe, moriremo tutti quanti, eccetera, eccetera. Poi però ci sono qui a 100 chilometri in linea d'aria da dove vi sto parlando, c'è il confine tra l'Italia e la Francia, ci sono una ventina di bollitori atomici che producono corrente elettrica giorno e notte per i francesi, e i francesi quella in eccesso, e ne hanno tanta, la vendono a noi altri, però noi altri. Poi se succede qualcosa al bollitore atomico in Francia, giustamente la radiazione arriva al confine, vede, ah no, Italia, zona denuclearizzata, nucleare, no grazie, brutto, 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 e tornano indietro, no? Ecco, tanto per gradire. Ieri siamo passati per Monfalcone, non c'era per strada un'anima viva, sembrava di essere in uno stato islamico. Ancora, Marila da Caspoggio, l'Italia ripudia la guerra, assunto che sia impedito ad atleti di competere nei giochi olimpici con la bandiera russa, artisti e direttori d'orchestra non hanno potuto esibirsi proprio perché russi. Trovo corretta la par condicio applicata alla squadra che vuole competere con la bandiera di Israele. Marila da Caspoggio. Mi sembra che ci sia molta confusione, tanta confusione. Non fosse altro che Israele, torno a ripetere, non è andata ad aggredire nessuno. Detto ciò, possiamo discutere dell'opportunità di non far esibire un artista perché colpevole di essere russo. Non ha assolutamente senso. Tchaikovsky o Gogol o, se volete, Dostoevsky, non è che siccome c'è Putin al potere in Russia, allora Dostoevsky è un cornuto e non dobbiamo insegnarlo nelle scuole, non dobbiamo farlo leggere ai nostri figli. Non è che siccome Putin comanda in Russia, allora Rachmaninov è un cornuto pure lui e quindi non dobbiamo eseguire le sue sinfonie. Queste sono cazzate, tipicamente radical chic, aggiungerei, che non hanno motivo di essere. Che è come dire, e beh, ma Pasolini era omosessuale, quindi io non leggo le cose che ha scritto. Che cazzo c'entra? Un'idea è sempre un'idea, un'opera d'arte è sempre un'opera d'arte, un'emozione è sempre un'emozione. Il resto, l'interpretazione, la politica, sono tutte sovrastrutture che non c'entrano assolutamente niente. Tiremmi innanzi, allora, bella gente, già sono le 10:10, facciamo una cosa veloce veloce, che così apriamo il telefono poi allo 0292947222. Allora, su Il Giornale, Piantedosi difende il taser, strumento irrinunciabile, il ministro, polemiche strumentali, ma l'opposizione chiede un'indagine sulla pericolosità del dispositivo. Il comandante dell'Arma, Luongo, sostegno incondizionato ai colleghi coinvolti, a loro va la mia gratitudine e il mio orgoglio. Mi associo al comandante dei carabinieri, già che ci sono. Domenico Pianesi, chi fa queste polemiche vive al di fuori della realtà, la gente per bene è con noi. Parla Pianese, che è il segretario generale del sindacato COISP. E allora che cosa dice il buon Pianese? Il taser è uno strumento indispensabile che si è rivelato estremamente efficace sia per difendere i cittadini sia per tutelare gli appartenenti alle forze dell'ordine. E dice:
Il taser è stato individuato come dispositivo che si pone al centro tra lo scontro corpo a corpo e l'uso delle armi da fuoco. Ma non solo, molto spesso viene utilizzato come potere di deterrenza. Quindi una garanzia sia per gli agenti che per chi viene fermato? Il tema centrale è quello della tutela della vita, sia della persona in stato d'alterazione, che deve essere condotta al controllo delle forze di polizia, sia degli appartenenti alle forze dell'ordine che ogni giorno si confrontano con tante difficoltà. Eppure c'è chi ne propone l'abolizione per motivi di sicurezza, ma è esattamente il contrario. Senza taser, sia la persona da ricondurre al controllo delle forze di polizia, sia gli agenti sarebbero maggiormente esposti a lesioni e a interventi sicuramente più invadenti. Le polemiche non mancano. Che idea si è fatto? Il tema della sicurezza non è né di destra né di sinistra. Solo in Italia viene utilizzata come una clava nei confronti della maggioranza di turno. Tutti devono battersi per avere forze di polizia più efficaci, più tutelate e più difese. Immaginare che ci sia una forza politica che chiede l'abolizione di strumenti che sono a tutela delle forze di polizia fa veramente rabbrividire. In questo modo non rappresentano degnamente neanche chi li ha votati. I cittadini per bene, sia di sinistra che di destra, sono con gli agenti. Chi fa polemica su queste cose è al di fuori della realtà. Come non essere d'accordo, signore e signori? Andiamo a vedere ora il procuratore Gratteri a pagina 15 su Repubblica. Il procuratore Gratteri, trovandosi facendo, eccolo qua, rilascia un'intervista molto grave per quanto riguarda come si dice, oddio santo, le carceri di questo nostro paese. Perché? Perché l'altra notte a Poggioreale c'è stato un buco nel muro e fune di lenzuola, a Poggioreale evasione da film. Nel penitenziario sovraffollato 2 detenuti scappano e vengono poi fermati. Gli agenti, la situazione è al collasso. E allora, intervistato da Concita Sannino, dice Gratteri, un quadro esplosivo in tutta Italia, un 17enne tra i troppi suicidi, detenuti come animali in gabbia, aggressione agli operatori. Risposta di Gratteri: quello che più m'allarma è l'assenza di soluzione a medio e lungo periodo. Ma il Ministero ha reagito col garante, nessun allarme. Vi faccio una domanda. Ci si è interrogati davvero sul malessere che serpeggia tra detenuti e agenti della polizia penitenziaria? Non è solo per il sovraffollamento, è colpa anche di un sistema che affonda le radici negli anni. Questo sistema organizzativo, infatti, ha portato al progressivo controllo delle carceri da parte dei detenuti di alto spessore, i quali ordinano ai più deboli una serie di favori. Può essere l'ambasciata all'esterno, il trasporto di un cellulare, la custodia di un'arma. E i più fragili ne sono schiacciati perché rischiano sempre infrazioni disciplinari se vengono scoperti o gravi ripercussioni sull'incolumità se si rifiutano. L'esito è paradossale. Le relazioni comportamentali sui boss descrivono questi capi come soggetti che in carcere sono irreprensibili, così possono fruire di tutti i benefici di legge, e i detenuti deboli costretti a servire i primi non possono aspirarvi. Questa, che tanti ignorano, è una condizione che può portare ai suicidi. Sui provvedimenti svuota carceri è divisa anche la destra, e lei? Purtroppo l'esperienza insegna che dopo un indulto, tempo un anno, si torna al punto di partenza. Ciò posto, si deve intervenire su 3 direttrici: associare i detenuti tossicodipendenti alle comunità di recupero, ampliare le carceri esistenti, ripianare con urgenza gli organici di polizia penitenziaria. Antimafia, lei, procuratore Gratteri, è in trincea da 40 anni. Il governo ostacola o dà una mano a svelare economie criminali? Vede, nessuno chiede che i governi diano una mano ai PM. Devono solo provvedere a riforme che diano certezza del diritto, tutelando le vittime dei reati senza forzature che nuocciano agli indagati. Quindi sono obiettivo. Ho visto con favore le riforme sulle intercettazioni per reati di mafia e cybersicurezza. E poi, tra abolizione dell'abuso d'ufficio, interrogatorio preventivo prima della misura cautelare, stretta sulle intercettazioni, mi sono purtroppo ricreduto, per non parlare della riforma sulla Corte dei Conti. Si ha la percezione che il controllore non voglia essere controllato. Questo va solo a danno della collettività. Così parlò Nicola Gratteri. Chiudiamo con una nota lieta, se mi posso
permettere. 029294 7222 il telefono è aperto da questo preciso istante. Voglio chiudere con, eccolo qui, questo anonimo, che per me è un eroe, il giustiziere dei graffiti, siamo sempre su Repubblica, cancello il degrado per restituire la bellezza. Si fa chiamare Ghost Pitour, in bianchino di giorno, di notte va in giro mascherata a ripulire i muri, sui social è una star. Il nostro eroe ha 30-40 anni, è bresciano vero, nato e vissuto a, non ha nome, quello non posso proprio, persino mia moglie ha giurato che non rivelerà mai il mio segreto. Ha un nome d'arte, però, Ghost Pitour, che è quello che pittura, in anglo bresciano sta per pittore fantasma, e se lo cercate su Instagram vedrete quanto seguito ha. Questa specie di zorro che s'aggira di notte per la città dipingendo i muri che qualcuno ha imbrattato. Un uomo alto e magro, sempre incappucciato di nero, un vendicatore misterioso, che visione. Poi è imprendibile, rifiuta la trappola di un piatto di casonsei che vanno bene anche ai 33 gradi che c'erano ieri a Brescia. Vuole restare anonimo, non si fida di nessuno. Se esco allo scoperto la gente poi pensa che voglia farmi pubblicità, perché di giorno sono un imbianchino vero, un artigiano con la sua bella partita IVA. Allora, signor Ghost, ci spieghi perché ripulisce muri gratis et amore dei. Gratis senz'altro, ma più che per amor di Dio, per amore del bello. Il mio è un atto di amore urbano. Dio ti benedica, Ghost Pitour. Dio ti benedica, immenso. Va bene, allora apriamo i telefoni, abbiamo già 4 telefonate, le prendiamo in rapida successione. Tolgo la condivisione, Francesco. Pronto, chi è là? Sì, pronto. Ciao Gino. Sì, sono Gino. Nulla, cerco di essere breve. Per le carceri, Sì. cosa ci vuole a costruire qualche altra struttura e ospitarne altri 10.000, 20.000? Questo non lo capisco proprio. C'è un sovraffollamento, che si costruiscano altre strutture, ma non che si dia l'amnistia e li mandiamo fuori. Poi per Israele ha tutto il diritto a difendersi, tutto. Ricordiamoci che nella striscia di Gaza sono stati spesi miliardi e miliardi per che cosa? Per costruire tunnel e per armi. Israele. Poi l'ultima cosa che mi viene in mente così io sto rileggendo qualcosa sulla guerra di liberazione del nostro esercito italiano. Tanto di cappello al primo raggruppamento che si è costituito e al 51esimo battaglione bersaglieri a uccidere. Erano tutti allievi ufficiali che si sono sacrificati a Montelungo, circa un centinaio insieme al 60° reggimento fanteria. Ricordiamole queste cose. Nella guerra di liberazione 8.000 militari sono morti per l'esercito italiano. Grazie di nuovo, grazie. Lo hai fatto tu, grazie Gino. Altra telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Là, carissimo, dimmi. 3 cose veloci. La prima, Gratteri, che dice che dobbiamo aprire nuove carceri. È vero che abbiamo delle carceri che sono state costruite anche 20-30 anni fa e non sono mai state aperte, però ormai sarebbero da ristrutturare. Aprire nuove carceri vuol dire costruirne di nuove o ristrutturare le presenti, che però a causa del patto di stabilità penso che non sarà mai possibile fare, visto che siamo schiavi dell'Europa. La seconda cosa riguarda la Cisinte. Io ti avevo mandato un vocale su WhatsApp, evidentemente non è arrivato, ma visto che questo signore è andato a minacciare di morte una persona per strada, non potrebbe essere passibile di essere rispedito alla sua patria d'origine? Terza cosa, riguardo lo Schillaci. Lo Schillaci praticamente, sappiamo tutti cosa ha fatto, ha cancellato una commissione che lui stesso aveva creato e questo personalmente lo ritengo un insulto a quanti vengono considerati, come sono io, Novax soltanto per essersi rifiutati di fare il vaccino. Io non l'ho fatto, lo spiego brevemente, come nella mia situazione ci sono tanti. Io non l'ho fatto perché non credevo nei vaccini. Io sono in cura da più di 40 anni da un oculista per una malattia neurologica
che mi sta mangiando la vista. Io ho chiesto al mio specialista, che è un luminare, va anche negli Stati Uniti, il quale mi ha detto: Marco, fermati, perché nelle tue condizioni rischi grosso. Quando sono andato a chiedere l'esenzione, mi hanno guardato come un marziano, mi hanno mandato in un ospedale pubblico perché il certificato del mio oculista, in quanto in quel momento studio privato, non valeva niente. Me l'hanno inizialmente dato. Dopo 2 mesi, a febbraio 2023, sono andato per la digitalizzazione della mia esenzione, mi è stato tolto perché secondo loro la mia patologia non era più compresa nel prontuario del Ministero della Sanità. Mi hanno guarito. Cioè, ci rendiamo conto che siamo considerati come dei beoti, noi che magari ci poniamo delle domande su quello che è avvenuto con il Covid. Cioè, lo Stato italiano considera gli italiani che osano soltanto chiedere informazioni o chiedere il perché di certe cose degli idioti, e io mi sento profondamente mi sento offeso da tutta questa cosa, anche dal ministro Schillaci. Scusami lo sfogo, Antonino, ti saluto, ciao. Prego, altra telefonata, pronto chi è là? Vediamo un attimo se c'è qualcun altro. Pronto? Sì. Buongiorno Antonino, telefono da Como. No, io voglio fare delle considerazioni. La prima, che la Segre si deve rivedere su chi è fascista, perché visto considerato che lei è a sinistra, è proprio la sinistra che taglia la testa agli ebrei. Poi, seconda cosa, sul riguardo ai forni inceneritori. I forni inceneritori producono molte cose, riducono l'inquinamento perché producono energia elettrica, possono dare il riscaldamento come c'è a Brescia, e si toglie l'inquinamento dal terreno perché le cave sono soggetto a inquinamenti delle fonti dell'acqua. Ecco. Poi l'altra cosa, volevo dire l'ultima cosa, Hitler, adesso non prendermi, era il più democratico di questi cosiddetti comunisti, perché non ha mai negato lo sport anche agli avversari, anzi ha stretto la mano a chi ha vinto i 100 metri che era di colore. Dunque, rispetto a questi, chiamiamoli casinisti, era molto più democratico di questa gente. Ti voglio salutare, buona Padania. Hitler non ha mai stretto la mano a Jesse Owens e anzi se ne andò via di corsa, filò via perché non aveva assolutamente intenzione di stringere la mano a un nero che aveva vinto le Olimpiadi di Berlino. Farne l'apologia, francamente, non è questo né il luogo né tantomeno il tempo, visto che la storia lo ha già giudicato per il gran porco che è. Benissimo, un'altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì? Ah, ok. No, mi stavo chiedendo se ero io. Ciao, sono Marco da Milano. Benvenuto. Benvenuto a te. Grazie. Come si dice, è sempre un piacere parlare con te. Quindi, grazie. Volevo dire, fare 2 considerazioni, no? Sì. Come non so se ieri, perché poi dopo io sto lavorando, quindi non so se l'hai letto o meno, no? Al WhatsApp che ti avevo detto, no? In quanto riguarda il taser, credo che non troverai nessun criminale che vada in giro con un cartello con scritto attenzione, sono cardiopatico. Non ho fatto tempo a leggerlo, ma l'ho trovato molto intelligente ora che mi ci fai pensare. È vero, mi è piaciuto molto quel tuo messaggio, bravo. No? Cioè, nel senso che appunto, come giustamente quello che hai letto prima, eccetera. Poi io credo invece, per quanto riguarda la questione Israele-Palestina, no? Soprattutto i pro-Pal, no? Io la sensazione che ho io è che i pro-Pal, più che fare, cioè costruire un pensiero, un'ideologia, un qualche cosa che sia costruttivo, no? Fanno in realtà della gran tifoseria. Vedi appunto che poi arrivano personaggi come Olivieri, no? Che secondo me fa una gran confusione, no? Come dici tu, no?
Ciò non toglie, la mia considerazione è che bisogna partire da quel dannato 7 ottobre che metaforicamente parlando Hamas, no, come un uomo delle caverne, è andato a infastidire un T-Rex, no, praticamente, e non poteva non saperlo che gli ebrei si sarebbero veramente scatenati in quel modo, no? Come stiamo assistendo. Possiamo anche pensare che Netanyahu stia esagerando, tutto quello che vuoi, no, praticamente, però cioè, è come dire, ce l'hanno nel DNA gli ebrei, occhio per occhio, dente per dente. Ok, ti saluto Antonino, grazie dell'ospitalità. Non ce l'hanno nel DNA, queste sono osservazioni, perdonami, che hanno delle sfumature lombrosiane che non hanno motivo di essere. Molto semplicemente Hamas ha saputo gestire la guerra mediatica meglio di quella sul campo, perché sul campo è evidente che non c'è partita con la forza militare israeliana. Il problema è che loro hanno saputo gestire molto bene la guerra mediatica e, come tu dici, i Propal fanno tifoseria. Sostanzialmente sono degli invasati, perché nella testa non esiste altra idea che Israele cattivo, Israele assassino, Israele deve sparire. Devono sparire gli ebrei dalla faccia della terra, gli ebrei sono colpevoli di tutto quanto, gli ebrei devono morire, che sono le stesse orribili, infami idee che sono state sottese alle leggi razziali in questo paese. Vergogna sia per questa cosa, soprattutto su chi le ha proposte, cioè Mussolini, e chi le ha firmate, cioè Vittorio Emanuele III di Savoia, e in più sono degne della soluzione finale di Himmler, di tutta quella bella gente lì. Bella gente si fa per dire. E la cosa più drammatica è che noi abbiamo dimenticato tutto questo, e quando io leggo Hamas 19.000 bambini morti, ma chi lo dice? Lo dice il Ministero della Salute di Hamas. Se lo dice il Ministero della Salute di Hamas è verità. Se Israele dice guardate che abbiamo forti dubbi su questo tema, allora Israele è sempre il paese genocida. Perché? Perché purtroppo ormai Hamas ha vinto la battaglia mediatica. Ha conquistato consensi, ha conquistato simpatia, addirittura lo vedete dai pezzi di Giulia Sorrentino, la sinistra va a vellicare quelli che finanziano Hamas in pieno centro a Milano, signore e signori, perché fa simpatia, perché è la lotta contro il genocida cattivo. Non hanno capito che i primi a cui taglieranno la gola saranno loro, perché a Gaza quei signori non è che ci vanno tanto per il sottile, con i gay, con le donne, con quelli di sinistra, con quelli lì e quegli altri, perché per loro esiste solo il governo di Dio, e nel governo di Dio, come scriveva Henry Kissinger, che magari di politica ne capisce di più di Sala, di Battista e di tutti quegli altri ancora, Henry Kissinger diceva: nel regno di Dio non è ammesso il dubbio o l'ipotesi alternativa, perché nel regno di Dio ciò è blasfemia, e la blasfemia si punisce con la morte. Questa è la realtà, questo è chi è che stanno vezzeggiando, chi è che si stanno crescendo, questa è la realtà, come in sottomissione. Va bene, ultime due zappe. Anche alla Spezia c'è un odio profondo verso Israele. Le associazioni pacifiste pro Gaza sono sostenute dalla Chiesa. Nelle prediche della domenica parlano solo di quanto assassina Israele. Antonia. Vergogna, visto e considerato che il Concilio Vaticano II, con la dichiarazione Nostra Aetate, ha condannato la Shoah, ha chiesto perdono per l'antisemitismo cattolico coltivato nei secoli e ha riconosciuto gli ebrei come fratelli maggiori dei cattolici. Se sei cattolico non puoi essere antisemita. Va bene, abbiamo finito, ci salutiamo con Marcella Bella, Abbracciati del 1977, e a tra poco con Onda Libera, Giulio Cainarca, e per qualche minuto pure io con La Supposta. Tra poco. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.